Ecco, siamo dal vivo. Comunque continuiamo a parlare 5 minuti finché forse si aggiunge qualcuno e poi continuiamo a parlare. Giulietta sta guidando, quindi non la disturbiamo. Aspettiamo che finisca. E, niente, aspetteremo sì 2 o 3 minuti perché c'erano alcune persone che mancavano. Sì, sì, è già, sì, già questo che stiamo dicendo rimarrà su YouTube, sul canale di YouTube, come dicevo, questa è la prima trasmissione che facciamo dal nostro canale che comunque è appena inaugurato da 2 mesi. Non so, Fausto, se tu conosci, sicuramente sì, attraverso William, di tutte le associazioni, il movimento che c'è degli italiani all'estero, negli altri paesi. Sì, sì. Ah, ci sono anche lì. Nelle... Ah, in Brasile, nel sud del Brasile, no? Rio Grande soprattutto, sempre il sud. Sì, e poi in Messico ci sono delle comunità che parlano proprio il dialetto veneto, non so se... Ah, sì, incredibile. Claro. Ah, chiaro. Si perde tutto. Esatto. Va bene, sì, ma comunque sì, sempre importante cercare le origini. Ah, c'erano già. Sì. Ah, proprio. Sì, molto interessanti queste storie. Sì, sì, un altro. Ah, no, va bene, questo è un tandem dedicato a William Sanata e quindi potete parlare tutto quello che volete.
Ah, perfetto. Sì, sì, interessante. Sì, intanto aspettiamo. E dove abita lì proprio al tuo paese? Ah, bene, al vivo, dal vivo. Più sanata. Stava parlando in dialetto? Allora, Fausto, prossimo tandem lo facciamo in dialetto veneto? Sì, sì, questa è una... eh, Ma mi capisco, mi capisco. Eh, anche sì, qua vogliamo fare anche un corso di dialetto veneto perché noi lo capiamo, alcuni di noi lo capiamo, ma ovviamente che si sta perdendo perché i vecchi sono morti qua. A me piace tantissimo il dialetto veneto perché è molto bello come lingua. E quindi claro, sì, sì, sì. Esatto. Sì, 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 stavo per introdurla. Lei, dai, dai. No, ma lei parla un po' di italiano? Allora puoi parlare in spagnolo, Giulietta. Fai il tifo per il dialetto veneto.
Vamos a empezar, Fausto, si ti compromettiamo, facciamo da qua a un mese un tandem in dialetto veneto. Vuoi? Facciamo una chiacchierata. Ah, ti sei sconnesso. Ah, ok. Non capisce niente. Perfecto. ¿Y vos, Julieta, eras de Galiera Veneta? Montagnana, Monselice, Asolo, Cittadella. Mm. Bene, si sono dispersi. Sì, ah, perfetto, benissimo. Comunque, questo noi adesso siamo 3-4 persone, ma si sta trasmettendo dal vivo su YouTube e poi viene registrato, lo potranno vedere anche dopo. E quindi il tandem di oggi era un po' dedicato a William, che ci siamo conosciuti tramite Facebook. E, e niente, volevamo che lui raccontasse un po' la sua storia di vita, anche ha delle immagini da mostrarci. Quindi se volete iniziamo un po'. William, ci racconti un po' la tua storia, forse Fausto la conosce già, ma così la conosciamo tutti. E poi vediamo le foto. Sì.
Una, sì, una, no, una domanda un po' stupida, ma perché hai menzionato che i tuoi figli parlano l'italiano e fanno delle parolacce anche quando gioca la nazionale, ma tifano per la nazionale peruviana o quella italiana? Sì, sì, sì. Ah,
Sì, sì. Perché? Meglio no. Eh, Comunque la gastronomia peruviana è molto, molto buona anche. Sì. Ah, no, no. No, sì, no, allora adesso andremo sulle foto, ma prima di questo volevo farti proprio questa domanda: come è nata in te la passione per la fotografia? Se lo fai, da quanto tempo che lo fai? Se sei sei amatoriale, professionista, come è sorto in te questa passione? Sì. Ah, sì, de los Quilmes. Ah, benissimo. Allora, io le foto le posso passare per quelli che stanno guardando su YouTube, ma qua sul Google Meet non possiamo vederle per una questione tecnica. Non so come vabbè, facciamo.
Aspetta, ahí está. Sì, quella adesso nella trasmissione si sta vedendo la tua foto di Treviso, ma potete anche entrare, ingressare su YouTube se volete. Ah, sì. Va bene, comunque sì. Eh, sì, vediamo, qua c'è Treviso, poi il Duomo di Padova. Poi c'è... sì. Ah, ah, Mar del Plata, sì, mi hai detto. Scuole italiane o scuole spagnole? Mhm. Sì, sì, sì.
Sì, sì, in Argentina accade una cosa molto simile. Tutto concentrato sulla capitale. Sì, sì. Infatti adesso abbiamo un grosso problema qua. Io abito a Rosario, abbiamo un gran fiume, il fiume Paranà, qua sulla città. Di fronte c'è un'altra provincia che è Entre Ríos, stanno bruciando todos los humedales, si chiamano in spagnolo, los humedales è il delta del fiume. Adesso i terratenenti stanno bruciando tutto eh, come si dice, las pasturas, eh, non sono boschi, ma una pianura, diciamo, come? I prati sì, lo stanno bruciando per fare poi una coltivazione o ganaderia. Ma questo fumo ci sta arrivando da anni in città, perché siamo qua vicini. È una questa settimana hanno presentato un informe che adesso Rosario è l'area di Rosario è più inquinata con rispetto alle grandi città come Tokyo o non so, la città del Messico, che sono le città più inquinate del mondo. Il livello di tossicità che abbiamo nell'aria per colpa di questi ehm, fuochi che si fanno apposta per poi fare che sono proibiti, ma che lo fanno lo stesso. E da anni che abbiamo questo problema, ma per fortuna, diciamo così, da un mese che questi fuochi, questo fumo è arrivato alla capitale, perché qua siamo a 300 chilometri, perfino alla capitale. E una volta che è arrivato alla capitale, il presidente ha detto, vabbè, facciamo qualcosa. Ma qua a Rosario da anni che abbiamo questo problema e nessuno faceva niente. E appena è arrivato alla capitale, questo perché è un fumo che è praticamente irrespirabile, l'aria, in tutta la città praticamente, è una cosa che no... e adesso stanno facendo qualcosa ma che comunque non faranno, penso io che non ci sarà molta differenza. Speriamo. Dai. Lo spritz. Sì, sì.
Sì. Sì, 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 è portoghese, è portoghese. Risi e Visi, non c'è uno? Mm, mm, mm. Romeo e Giulietta. Mm. Sì, Belluno. Sì. Ah, sei stato qua? Ah. Siamo famosi per la carne e il vino anche. Bueno, sapete che stiamo parlando, sì, questa è l'idea. No, claro.
Sì, io, perché come dicevo, mio padre è nato a Vigonza e io, bene, infatti nel 2007 sono vissuto lì per 9 mesi, ma anche, vado non molto spesso, ma in paese, perché in città di Padova mi sa che non si parla tanto il dialetto, ma quando ero lì a Vigonza, in campagna, Vigonza a 13 km in campagna si parla solo dialetto, è così che l'ho imparato un po'. Ehm, ma sì, 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 sì. Ehm, Senza offendere. Al confine. Interessante, interessante. Sì, dai, dai. Ah, sì. Un raduno. Bene, noi possiamo... Sì. Ah, sì, noi possiamo, se vi serve, noi tramite la nostra, le nostre reti sociali, diciamo, sociali, possiamo... Qua a Rosario, per esempio,
io non conosco nessuno, ma tramite le reti eh? No, ma forse sicuramente c'è qualcuno, ma ah, possiamo diffondere questa iniziativa e sicuramente qualcuno, eh, se c'è qualcuno che lo vede sulle nostre reti e magari conosce qualcun Sanata, eh, gli dà l'avviso. Miotto. Ah, sì. Ah, sì, no, no, noi siamo da lì. Forse, grappamiotto. Sì, sì, sì. Va bene, comunque sì, è veramente molto interessante. Noi facciamo questi tandem, almeno fino adesso questo è il quinto che abbiamo fatto, che stiamo facendo, una volta al mese, lo facciamo tutti i sabato. Da adesso in poi che rimangono su YouTube, penso che sarà più importante, più interessante perché poi la gente lo può vedere e ascoltare anche eh, quando vuole, quando abbia il tempo. E quindi possiamo pensare, sì, come dicevamo, forse facciamo uno in dialetto veneto, poi possiamo fare un altro. Questo è anche il primo che facciamo anche su una tematica, per esempio abbiamo pensato con William questo della fotografia, eh, perché altrimenti sempre parliamo un po' di tutto, no? Non c'è un argomento specifico, ma mi sa che è meglio se facciamo con un argomento, per esempio questo di, non so, i prodotti tipici o il dialetto veneto, o i sanata, i testa, parlare di una cosa in specifico e così abbiamo già un punto sul quale fare l'argomento. E quindi, va bene, adesso è già mezzogiorno qua in Argentina, di solito facciamo un'oretta un po' per
così continuiamo la nostra vita. Io devo preparare le valigie perché parto questa sera. Ehm, niente, eh? A Venezia voy. O sea, questa sera vado a Buenos Aires. Domani sera parto, faccio Buenos Aires-Roma, Roma-Venezia. E da lì a Padova. Vediamo. Adesso, Fausto, adesso sta facendo caldo, no? Lì? Micidiale. Uh! Sì, sì. Spero di portare l'acqua allora. Sì, 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 va bene. Mm, bene, mi aspetta un bel caldo. Allora, sì, sì. Ah, sì, no, a ver, aspetta. Sì, dimmi. No, no, dimmi, dimmi. Dimmi così già sto... Di 3, 4, 7, 4, 9, 20. Sì. 1, 6, 2. Ok. Perfetto. Sì, sì, io vedrò. Già registrato. Ok. Perfetto, sì, sì, sicuramente ti faccio. Sì, 3-9. 3-9. Va bene. Ringraziamo tantissimo William, anche Fausto e Giulietta. Speriamo di rivederci. Sì, 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 perfetto. E Fausto, speriamo di vederci presto. Fíjate. Bueno, gracias, gracias, gracias. Sí, bueno, espero que no haya 40 grados, pero bueno. Sí, de hecho averigüé para ir, cuesta bastante, pero hay entradas económicas, así que voy a ver si voy. Hay ópera. Sí, yo averigüé. Ah, mira, claro. Sí, bueno, espero poder ir. Bueno, sì, sì, poi facciamo un tandem per parlare. Bene. Sì, a Rosario abbiamo anche un'altra cadenza. Bene, grazie a tutti, a tutte e ci vediamo presto. Finaliz- Bene, ciao, finalizziamo anche la trasmissione. Ciao.